Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di un tema caldo, di separazioni, ma non solo, di papà separati, perché un matrimonio può finire, l'amore tra un compagno e una compagna può terminare, ma non si smette mai di essere genitori, di essere papà e di essere mamma. L'Istat rivela, secondo dati recenti, che in Sicilia c'è un record di divorzi, oltre 7.000 in un anno. Anche gli over 60 non sono fuori da questa statistica. Ma cosa succede dopo la separazione e soprattutto cosa succede ai papà e anche alle mamme? Della situazione delle mamme single ne abbiamo parlato tante volte. Oggi vogliamo puntare il riflettore appunto sui papà separati. Lo facciamo in compagnia di Luca Farsaperna. Buon pomeriggio Luca, qui con me in studio a Catania, e poi in collegamento altri due ospiti. Abbiamo Paolo Micali, il fondatore dell'Associazione Genitori per Sempre di Messina. Buon pomeriggio Paolo. Buongiorno a tutti voi, anche chi ci segue da casa. E poi c'è Diego Di Franco, il meraviglioso mondo dei Ciao a papà. tutti. Ciao Diego, lui è un papà influencer, ci porterà la sua testimonianza di papà mammo. Ovviamente non vuole essere definito così, come nessun papà vuole essere definito così, semplicemente un papà che si dedica alla cura dei propri figli e anche della casa. Cercheremo con Diego, con il meraviglioso mondo dei papà, di sfatare anche qualche mito culturale. Ma partiamo subito, entriamo subito nell'argomento, perché già tra l'altro ci arrivano anche dei messaggi da casa, delle domande. Ricordiamo il numero di telefono 342 74 55 005. Luca, cosa succede dopo la separazione? Quali sono le maggiori difficoltà che incontra un papà separato? Perché oggi i papà separati vengono definiti spesso i nuovi poveri. A Catania è notizia recente che aprirà una casa per i papà in difficoltà grazie alla locanda del Samaritano diretta da padre Mario Sirica. Di questo ne parleremo tra poco. Luca. Sì, buongiorno Eva, buongiorno a tutti quanti. Sì, è vero, con Paolo abbiamo sostenuto tante battaglie a proposito di questa cosa. Purtroppo quando ci si separa i padri, purtroppo nella maggior parte delle volte diventano veramente i nuovi poveri. E purtroppo tante volte, se non sempre, la casa, allorché ci si separa, viene affidata alla mamma, perché i figli come dire, sono sempre a lei affidati, e lui, il papà, purtroppo tante volte si ritrova senza casa. I più fortunati tornano a casa dei propri genitori. Quelli più sfortunati, io ne ho conosciuto un paio, addirittura dormono in macchina. Però mi preme dire che secondo me la cosa più importante, la cosa che più affligge tanti papà, è la privazione che purtroppo le separazioni coniugali, quelle più conflittuali, danno luogo. Sì, perché purtroppo tante volte alcuni genitori sono poco concentrati sui propri figli e fanno sì che il rapporto con il papà venga meno. Ecco, appunto, cambia la routine quotidiana, le case diventano due, però il benessere del bambino non dovrebbe cambiare. L'obiettivo dovrebbe essere sempre quello del benessere del bambino, vero Paolo Micali? Sì, scusate, io sento malino, credo di aver capito la domanda. E purtroppo sì, come avete detto voi, questo purtroppo non avviene poi nella realtà. Noi da diversi anni, cioè dal 2006, ci affidiamo ad una legge che è stata introdotta per sostituire l'affitto esclusivo, la legge sulla bigenitorialità, così viene detta. Però purtroppo, come dicono anche i dati Istat, questa legge non viene realmente applicata, perché sono state create delle figure che in realtà la legge non nomina, cioè il genitore collocatario e il genitore che ha il diritto di visita, che praticamente vanno a sostituire quello che prima veniva chiamato affido esclusivo. E questo cosa comporta per il minore? Intanto di avere privato una figura genitoriale che nel 98% dei casi è sempre il papà.
E questo viene, diciamo che questo genitore collocatario viene sempre scelto non attraverso un'analisi attenta e accurata, ma bensì attraverso una teoria che è quella della maternal preference, che non ha nessuna valenza scientifica, in cui la madre viene ritenuta più idonea nell'accudimento. Intanto, secondo me, non bisognerebbe scegliere fra il papà e la mamma, perché i genitori accudenti sono due. Perciò il bambino, come dice la legge, dovrebbe continuare ad avere dei rapporti equilibrati e stabili con entrambi le figure genitoriali, attraverso, dove è possibile, un accudimento diretto e una divisione dei tempi più equa rispetto a quello che oggi avviene, perché purtroppo nei tribunali cosa succede? Succede che il padre vengono riconosciuti 2 pernotti al mese e qualche ora pomeridiana per poter esercitare la propria funzione di padre. Ecco, questo nel quadro di una separazione un po' turbolenta, chiamiamola così, perché teoricamente, se le separazioni avvengono in maniera un po' più serena, si potrebbe anche pensare ad una divisione dei tempi, degli orari, della vita del bambino un po' più equilibrata rispetto a quello che ha raccontato Paolo in questo momento. Ma partiamo proprio da là, dalle divisioni un po' più turbolente, no? Cosa succede? Il bambino è per la maggior parte del tempo affidato alla madre, poi perché il padre? Perché il padre non riesce a vederlo o a stare con il bambino? Beh, fondamentalmente è una decisione del giudice, quindi andrebbe rispettata. Noi tutti sappiamo però, ma lo dice anche la scienza, non soltanto i papà, che tutto ciò si ripercuote in maniera assolutamente negativa nei bambini. Tu devi sapere che quando si va al di sotto di 1/3 del tempo che ogni bambino trascorre con l'altro genitore, col papà, è assolutamente, come dire, viene definito un tempo non sufficiente. Cioè, per la scienza il papà che sta meno di 1/3 con lui è un papà assente. Ma la cosa divertente, se vogliamo prenderla in questa maniera, è come dire, assistere a questo sistema che si comporta in maniera quasi, come definirebbe la psichiatria, quasi strano, quasi pazzo, perché da un lato un padre in costanza di matrimonio che avrebbe come presenza 2 pernotti al mese e qualche pomeriggio, verrebbe detto un padre assente, verrebbe addirittura tacciato di come dire, abbandono del tetto coniugale. Invece questo comportamento poi, nel caso di un papà separato, viene addirittura vidimato per legge. Ma ripeto, i bambini purtroppo ne soffrono tanto. Questo non è assolutamente positivo. Paolo, tu sei il fondatore dell'Associazione Genitori per Sempre di Messina, quindi avrai visto tanti di questi casi, ovviamente, oltre alla tua esperienza personale. Ma cosa succede se un papà dice: io vorrei stare un po' più di tempo con mio figlio? La mamma glielo nega? Ecco, il problema diventa proprio questo. Intanto bisogna vedere se la mamma glielo nega, però non dovrebbe essere la mamma a dover autorizzare un rapporto padre-figlio, e anche la magistratura in realtà non dovrebbe entrare così nel profondo. Si dice sempre che la legge dovrebbe lambire quello che è la famiglia, ma in realtà poi non è così, anzi spesso entra in gamba tesa, e noi non parliamo di quei padri o di quei genitori che sono assenti, ma parliamo di tutti quei padri, di quei genitori che hanno la voglia e il desiderio di essere presenti nella vita dei propri figli. E l'emosinare, io ho tanti associati che l'emosinano qualche ora in più con i propri figli e gli viene negato perché ovviamente i conflitti, perché ovviamente gli interessi, perché ricordiamoci che dietro a questo sistema ci sono sempre degli interessi. Scegliere un genitore collocatario piuttosto che affidare il figlio a entrambi i genitori non fa altro che provocare degli interessi, perché dietro l'affidamento del figlio c'è l'assegnazione della casa coniugale, l'assegno di mantenimento. Questo assegno di mantenimento che viene dato è ormai è un automatismo, mentre la legge parla solo nei casi dove è necessario. In realtà l'accudimento dovrebbe essere diretto. La parola mantenimento diretto significa manutenere, tenere per mano, cioè è un modo per poter dimostrare che il figlio, anche dopo la separazione, deve continuare ad avere questo rapporto con i figli, e purtroppo questo continua a non avvenire, sia perché nei tribunali la legge non viene applicata, ma questo è dovuto purtroppo dai limiti delle reticenze culturali che il nostro popolo ancora, il nostro sistema ancora vive. Cioè, anzi, io dico che spesso questa legge
è ancora più, no, questa legge, questa applicazione della legge è ancora più arretrata di quello che è la nostra cultura, perché se noi andiamo oggi nella società civile, andiamo di fronte a una scuola, da un pediatra, vediamo tanti papà che fanno i papà, ma perché quando ci si separa non si può più essere padri? Ecco, allora diamo subito la parola a Diego Di Franco, così ci racconta anche lui la sua testimonianza da papà e da papà influencer, e poi ritorniamo un attimo sul mantenimento perché ci arrivano delle domande da casa. Allora Diego, tu hai fatto della tua figura di padre un vero e proprio mestiere, un papà casalingo che sta a casa per scelta e ha fatto di questa sua condizione anche un lavoro, tant'è che sei diventato un influencer molto conosciuto in Italia con la tua pagina Il meraviglioso mondo dei papà, hai scritto anche un libro. Allora, guarda, io provo a risponderti, però ti dico che non sentivo tanto bene l'audio, quindi provo a dire quello che ho percepito. Sì, io praticamente sono un papà a tempo pieno e più che altro però mi ritrovo poco a dover confrontarmi con altri padri, è più un qualcosa che faccio con le mamme. E come diceva prima Paolo, ci sono padri a cui non viene permesso di fare il padre e a me capita una cosa strana, capita questa cosa che dato che sono appunto tra i due, tra me e mia moglie, sono colui che passa più tempo con i figli, la gente mi scrive chiedendomi se io sia separato o addirittura vedovo, perché per loro è normale che io passi volontariamente del tempo con i miei figli. Cioè, arriviamo ad un livello tale per cui dico, perché quest'uomo è talmente pazzo da dover passare il tempo con i tuoi figli se non obbligato dalla legge o dalla vedovanza? È un po' paradossale come cosa, secondo me. Ma oggi la figura del papà com'è cambiata rispetto a prima? Allora, io sono molto fiducioso dei padri di oggi. Io trovo questi padri giovani, io mi ritengo ancora giovane perché ho 43 anni. Per me, avendo superato la soglia dei 40, per me i giovani arrivano fino ai 60 anni. Da ragazzo per me erano tutti vecchi a 40 anni, ma adesso col tempo si cambia. I nuovi papà li vedo partecipi fin da subito, fin dal momento in cui sanno che saranno per diventare papà. Sono collaborativi, scelgono gli abitini, vanno dal pediatra. Ho fatto per esempio quando io ho fatto l'inserimento col mio figlio grande che adesso va alle medie, ero l'unico papà che faceva l'inserimento all'asilo. Invece l'anno scorso ho fatto l'inserimento alla piccola e mi sono reso conto che non ero l'unico papà, per fortuna. Prima gli unici uomini che venivano a prendere o accompagnavano i bambini a scuola erano i nonni, adesso ci sono anche tanti papà. Bene, allora con Paolo e con Luca ritorniamo un attimo sulla storia del mantenimento. Ci scrivono da casa, il papà separato deve pagare il mantenimento del figlio ma non ha diritto a sapere come vengono spesi i soldi. Io avevo proposto una Postepay cointestata per vedere come venissero spesi i soldi, ma per legge non era possibile. In più poi c'è anche la storia della casa dove vive il bambino fino a 18 anni ma anche fino a 25 se non ha raggiunto l'indipendenza economica. E poi c'è anche un quadro, un conteggio economico mensile, magari lo faremo più avanti. Partiamo da questa storia dei soldi del mantenimento. Occorre dare il mantenimento, però spesso non si sa come vengono spesi questi soldi, ma magari vorreste spenderli insieme. Allora, è più giusto dire forse che il giudice non vuole, perché tante cose che la legge dice poi viene stravolta appunto da quello che è la giurisprudenza. E il mantenimento diretto è un nostro cavallo di battaglia. Tante volte nei disegni di legge proposti in passato si sono dette anche tante cose false o sbagliate. Quando si parla di mantenimento diretto non si può fare altro che dare la possibilità al papà di spendere lui direttamente, perché una cosa è dare quello che devo dare alla mamma e poi il figlio vede che è sempre la mamma che si occupa di lui, quindi di spendere i soldi per il jeans, per la cartella, per le feste. Un'altra cosa è sicuramente diverso quando il papà ha la possibilità di spendere lui i soldi direttamente, quindi di comprargli un gelato, che lo farà sicuramente anche se darà il mantenimento. Però un papà che può fare una cosa del genere è più contento, non cambierebbe niente, entrambi sarebbero contenti, i genitori, è anche un motivo per il quale la conflittualità si potrebbe sicuramente abbassare.
Come diceva peraltro un giudice importante qui a Catania, quando dai questa possibilità di spendere i soldi direttamente al papà, lo responsabilizzi, perché per carità ci sono papà che magari non hanno tutta la voglia di essere così presenti, in quella maniera lo obblighi nella misura in cui non vuole. Dipende secondo me da caso a caso, perché certo. se poi questa cosa non viene rispettata e i bambini subiscono delle carenze, ovviamente sarebbe un problema. Però hai toccato secondo me il punto della questione, la conflittualità, Paolo. Questa cosa si potrebbe risolvere serenamente se i genitori parlassero, avessero un rapporto sereno. Ad esempio abbiamo comprato questi vestiti online, te li ha regalati papà, mettiamo, li ha comprati papà, anche se poi materialmente l'ha fatto la mamma con la bambina al computer. Se noi ci andiamo a pensare un attimo, è proprio qui le tipo, semplicemente perché Luca ha fatto l'esempio di alcuni decreti che sono stati proposti, dei segni di legge che sono stati proposti, ma in realtà la legge attuale parla di mantenimento diretto in prima istanza, cioè dovrebbe esistere sempre il mantenimento diretto, e poi lo specifica: solo dove è necessario ci dovrebbe essere questo mantenimento indiretto. La parola indiretta già dice tutto, cioè praticamente c'è un genitore che delega un altro genitore per sopperire ai compiti di cura che un genitore non può fare. Però questo, capisci, un genitore già viene tagliato fuori immediatamente, cioè non gli viene data la possibilità di poter provvedere alle cure del figlio. Tra l'altro il mantenimento diretto non lo si fa attraverso la volontà del padre, ma esistono i cosiddetti piani genitoriali, e questi piani genitoriali devono essere stilati dagli avvocati, ora grazie anche alla riforma Cartabia, in funzione delle proprie capacità reddituali. Cosa significa? Se il padre ha una grossa capacità reddituale, dovrà provvedere ai bisogni del figlio in maniera maggiore rispetto a quella della madre, o viceversa, ma sempre direttamente, senza dover delegare. Cioè, questa legge nasce anche per favorire le donne che si vogliono inserire nel mondo del lavoro, la donna che purtroppo spesso viene penalizzata da questo perché i compiti di cura gravano solo sulle mamme. In questo modo bisogna responsabilizzare sempre di più i padri. Cioè, in realtà è una legge che dovrebbe favorire, dovrebbe essere invogliata dalle mamme, non solo dai papà, e basta guardare i paesi più evoluti dal punto di vista culturale. Questo già avviene, tipo i paesi del nord Europa. L'Italia viene puntualmente condannata dalla Comunità Europea perché la legge sulla bigenitorialità non viene applicata. Siamo il paese europeo con più condanne, cioè veniamo sanzionati perché questa legge non viene rispettata, e questo è grave ed è lesivo per l'interesse dei nostri figli, perché ai primi a pagarne sono loro. Ci scrivono da casa: il mantenimento andrebbe commisurato al tenore di vita del padre dopo la separazione, non prima, o comunque poi magari rivisto, non lo so come funziona. Beh sì, se fosse così sarebbe forse ancora peggio, perché ti ripeto, i poveri papà sono davvero veramente messi male. Basti pensare, ripeto, che tante volte devono sostenere il mutuo della casa che hanno appena lasciato, poi l'affitto della nuova casa quando questa si può sostenere, le spese per il mantenimento. È una situazione molto difficile, ma non a caso nasce da poco, nascerà tra poco una casa anche qui a Catania per i papà separati, perché ripeto, la Caritas, l'hai detto bene tu all'inizio, denota come i papà separati siano oggi veramente i nuovi poveri. Ma separarsi anche per la donna, per carità, oggi è una spesa importante, purtroppo è la realtà dei fatti. E poi, come ha detto prima Paolo, anche le donne hanno il diritto e purtroppo la necessità di lavorare, e spesso poi tutto ricade sulle loro spalle, quindi e non c'è una rete sociale o politica che ci sostenga. Andiamo un attimo in pubblicità e ritorniamo tra poco proprio su questo punto. Ritorniamo in studio, stiamo parlando della situazione dei papà separati, una situazione difficile per le famiglie in generale che vivono questa condizione, ma oggi facciamo il focus appunto su di loro, sui papà. Allora, stavamo parlando degli aiuti praticamente inesistenti o pochissimi aiuti che vengono da parte della società, della rete sociale, della politica, perché poi alla fine occorre fare
sempre da sé. Quali sono gli aiuti che vorrebbero i papà, anche le mamme in generale? Luca Farsaperna. Ma sai, più che aiuto, ciò che vorrebbe un padre è poter frequentare il bambino anche dopo la separazione in maniera costante ed equilibrata, senza alcun vincolo o costrizione ferrea e rigida. Guarda, ti dico soltanto una cosa: in Svezia c'era, prima della riforma del 94, c'era una situazione molto molto simile a quella dell'Italia. Dopodiché, dopo quella riforma che sostanzialmente diceva ok, vi volete separare, benissimo, potete farlo, però sappiate che i bambini staranno una settimana a casa del papà e una settimana a casa della mamma, mantenimento diretto. Ebbene, la conflittualità è crollata, come crollate sono state le separazioni, e la cosa che più colpisce è il benessere dei bambini. Peccato che non lo si possa far vedere, ma qui ho un foglio che certifica, appunto, questa è una ricerca scientifica, il grado di benessere dei bambini, come dire, dei bambini in costanza di matrimonio rispetto a quelli degli affidi monogenitoriali o in joint physical custody, ovvero l'affido monogenitoriale, quindi con un solo genitore, tante volte la mamma, e l'affido realmente condiviso. Tra l'affido realmente condiviso e quelli dove i genitori sono ancora in costanza di matrimonio, la differenza è minima, perché il problema non è tanto la separazione quanto la difficoltà di un bambino di poter sapere che vedrà il suo papà. Quello è. Quello poi dipende però anche dall'organizzazione del papà, dal tipo di lavoro, Paolo. Perché se poi un papà è assente, lavora, ci scrivono anche qui, o ha poco tempo per restare con i bambini, occorrono gli aiuti, che comunque occorrerebbero anche se fossero insieme mamma e papà. Occorrono gli aiuti, occorre la volontà, ok? Però purtroppo questo non avviene neanche dove c'è questa volontà. Cioè, come spiegavo prima, io in associazione abbiamo tantissimi genitori, mamme, ma soprattutto padri, che hanno queste difficoltà, la difficoltà di poter vedere il proprio figlio. E fra le tante altre difficoltà, visto che si parlava di difficoltà economiche, spesso i padri non hanno neanche la possibilità di poter pagare l'avvocato, cioè, perché ad esempio superano di poco la soglia del gratuito patrocinio, che in Italia oggi neanche 13.000 euro, cioè 1.000 euro al mese. Ma mi spiegate un genitore che si separa come fa a pagare l'avvocato se non ha neanche la possibilità di pagare gli alimenti? Cioè, quindi che cosa occorrerebbe praticamente? Ecco, ad esempio, per quanto riguarda il gratuito patrocinio, bisognerebbe assolutamente sollevare questa soglia per chiunque, ma nei casi di separazioni, visto che le famiglie diventano due e le spese diventano di due famiglie, di poter alzare questa soglia per le cause di separazione, in maniera tale che lo Stato possa intervenire in aiuto di chi si va a separare. Questo potrebbe essere uno dei tanti aiuti. Ricollegandomi a quello che ha detto Luca sul benessere dei figli, io posso essere la testimonianza vivente, proprio perché sono uno dei pochi casi in Italia in cui la mia sentenza recita che abbiamo i tempi di frequentazione paritetica e il mantenimento è diretto, e fra me e la mia ex moglie regna la pace. E i miei figli sono felicissimi, non hanno nessun tipo di problema, vanno bene a scuola, non hanno le difficoltà invece che hanno tutti quei figli che si trovano in forte conflittualità. Ricordiamoci poi che dietro queste conflittualità spesso poi ci sono le false accuse. Una persona ci scrivono proprio questo: un papà dovrebbe vedere i propri figli quando vuole, e poi da considerare anche le false accuse che riceviamo e che nessuno ne parla. False accuse? No, assolutamente. Le false accuse, Eva, sono una bega, una cosa veramente disdicevole per le donne stesse. Primo perché in qualche maniera giocano, come dire, un falso numero su quello che è poi la violenza di genere perpetrata sulle donne. Considera chiaramente che... Ma chi sono le donne che decidono di dire queste cose, o sono gli avvocati che magari invitano a dire, sai, magari se dici in questo modo allora, hai più facilità nell'affidamento, oppure succede qualcosa per cui il papà va a prendere il figlio e poi sta dormendo, non te lo fanno vedere? Cioè...
Allora, sicuramente una donna che riceve una proposta dal suo legale di questo genere deve essere favorevole, perché poi è chiaro che Ovviamente io dico, sto chiedendo, Sì, non, certo. non credo, almeno a me non è mai capitato una cosa del genere, di un avvocato che invogli, o di qualcuno, o di qualche associazione che invogli a, diciamo, a mentire, ecco. Non lo potremo mai sapere, ovviamente, con certezza assoluta. Quello che è certo è che purtroppo il fenomeno delle false accuse esiste ed è veramente una bruttissima cosa, perché, ripeto, va a incidere su quello che è la violenza vera, perché poi talvolta perché non si interviene quando c'è una denuncia di maltrattamento nei confronti di una donna? Perché il numero delle condanne è molto esiguo rispetto alle denunce. Tu devi sapere che l'85%, se non ricordo male, Paolo, dimmi tu se sbaglio, delle accuse perpetrate nei confronti degli uomini risulta essere falsa o infondata. In sede poi di tribunale, Paolo. Certo. Ma questo è un dato che è stato detto e lo si trova anche su internet dal PM pugliese. Carmen Pugliese ha dichiarato che l'84% delle accuse in ambito separativo sono tutte fasulle, sono false, si rivelano infondate. Però poi il calvario giudiziario che un padre è costretto a sopportare per anni, ok? Cioè l'allontanamento dei figli da questo padre che magari viene giudicato e deve stare lontano dai figli, poi non gli viene questo tempo e questo rapporto non gli verrà più restituito. Eppure poi le condanne per calunnia poi non ci sono, noi non vediamo tutte queste condanne. Noi abbiamo in associazione padri che sono stati esclusi e poi usciti con formula piena in tutti i gradi di giudizio, eppure continuano purtroppo a non avere il rapporto con i figli, perché intanto sono passati pure 10 anni e ovviamente i figli crescono e il rapporto si è rovinato. Questo rapporto non verrà mai più ripristinato. Proprio in questo senso ci sono arrivati tanti messaggi che adesso non riusciamo a leggere. Allora, siamo in chiusura, facciamo un attimo il punto della situazione, partendo appunto dalle cose che occorrerebbero sia per i padri ma in generale per le famiglie, ricordandoci sempre che al centro di tutto ci dovrebbe essere il benessere del bambino. Quindi sicuramente un po' più di responsabilità da parte di entrambi i genitori, per cui mettiamo da parte, no, le liti, le rivendicazioni personali interne al rapporto e pensiamo al benessere del bambino. E poi Paolo, cuore di papà uguale cuore di mamma, il cartello che ci stai mostrando, pari opportunità genitoriali. E poi Paolo, quindi cosa? Oltre al buonsenso personale, anche gli aiuti da parte della società, da parte della politica, uno psicologo di base, avvocato gratuito entro, diciamo, una soglia un po' più alta come limite, cosa, Paolo? Ovviamente col tempo tutte queste figure si stanno sempre più specializzando e occorrono delle figure specializzate. Si parla del Tribunale della Famiglia, occorrono quando ci si rivolge a un avvocato, di rivolgersi a un avvocato che fa prettamente pratiche che riguardano questo tema. È la stessa cosa di non cercare sempre il conflitto nei tribunali, ma cercare di trovare anche altri strumenti che noi abbiamo a disposizione, come ad esempio potrebbe essere la mediazione familiare. Ecco, per fare questo occorrerebbero anche delle figure che possano aiutare i genitori, magari in maniera gratuita, con delle convenzioni anche con il sistema sanitario. Diego Di Franco, il meraviglioso mondo dei papà, che pensiero ti sei fatto ascoltando questa chiacchierata, anche in base a tutti i feedback, i messaggi che ricevi dai tuoi follower? No, guarda, innanzitutto mi è venuto un sacco di ansia, perché solo il pensiero di non poter passare del tempo con i miei figli mi mette ansia, e provo a mettermi nei panni di questi poveri padri che si trovano in queste situazioni e gli sono tanto vicino e non riuscirei. Per quanto riguarda invece gli aiuti, ci vorrebbe tanto un bel modello tipo come in Danimarca, in cui i genitori vengono invogliati a fare figli non perché lo Stato gli dia dei soldi, per dire se ogni figlio che fai ti diamo dei soldi, quelli te li danno comunque, però per esempio in qualsiasi tipo di lavoro, che sia pubblico o privato, c'è la possibilità di avere dei nidi o delle scuole in cui portare i figli, stesso nello stesso edificio in cui si va a lavorare, che è una comodità non indifferente. E comunque io sono dell'idea che
e si dovrebbe dare la possibilità alle persone in Italia non solo di poter scegliere se fare i figli perché c'è un aiuto se fai i figli, ma di poter scegliere se avere figli o non averne. Perché esistono anche le persone che decidono di non averne, o purtroppo ci sono anche persone che provano ad avere figli e non riescono ad averne. E io trovo che sia ingiusto, con le ultime proposte di legge, che le persone che non hanno figli debbano essere considerati cittadini di serie B, e te lo dico da padre. E penso che si debba fare ancora tanto. Penso che attualmente chi ha il governo, nonostante sia genitore, non sia ancora in grado di percepire quali sono i veri bisogni di noi genitori. Si parla sempre solo di mamme, di aiuti alle mamme. Io penso che una cosa di cui abbiamo bisogno delle mamme è di poter essere allo stesso livello dei padri, nel senso che anche le donne devono avere la possibilità di avere uno stipendio decente Anche come e di poter retribuzione. fare carriera. E di poter fare carriera senza dover comunque avere la paura di non poter lasciare i figli a qualcuno. Perché se lo Stato mi dà nidi gratis, se lo Stato mi dà babysitting gratis, magari una donna che ha studiato, io faccio l'esempio di mia moglie che è ingegnere e lavora, e fa un lavoro di grande responsabilità. Nel momento in cui lo Stato ti mette in una posizione tale che ti permette di poter lavorare e non ti obbliga, in quanto persona delle due, del nucleo familiare che ha uno stipendio più basso, non ti obbliga a dover lasciare il lavoro per occuparti dei figli, perché la situazione attuale è questa. Purtroppo La la maggior parte situazione- delle donne purtroppo deve lasciare il lavoro perché si occupa. Paolo, siamo in chiusura, proprio siamo al limite, una battuta? Niente, io intanto ringrazio voi e invito soprattutto le TV, tutta le TV, la stampa, gli organi di informazione a fare sempre più informazione su questo che è il tema e soprattutto a divulgare quello che è l'accudimento paterno, perché non occorre una laurea per poter diventare genitore, bisogna praticarlo, perciò l'accudimento paterno deve avanzare anche grazie al vostro intervento. Non si parla mai dei suicidi dei padri separati. In tutta Europa esiste l'affido alternato, il mantenimento diretto e la doppia residenza in modo da poter usufruire dei bonus che in Italia sono solo sulla carta. L'affido condiviso con residenza della madre è una farsa, ci scrivono da casa. Luca, in chiusura, cosa ti senti di dire appunto come riflessione conclusiva? Beh, sicuramente noi dobbiamo far sì che si possa verificare una grande riforma culturale, c'è bisogno di una rivoluzione culturale, perché oggi pensare o dire che una donna non è brava a guidare o tanto meno, o tanto di più non è capace di lavorare ricoprendo un ruolo maschile è, come dire, un'eresia, neanche pensabile. Bene, dobbiamo riuscire a fare lo stesso passo quando si pensa a un papà nel ruolo di caregiver, di genitore accudente. Se prendi un bambino con un cucciolo in mano, che sia di un gatto o di un cane, a prescindere che sia un maschietto o una femminuccia, lo accarezzerà con amore. Come diceva Paolo, l'accudimento non è di solo appannaggio della donna. della donna, l'accudimento è di chi vuole essere presente come genitore. Grazie Luca, grazie a tutti i nostri ospiti, Paolo, Diego, grazie per essere stati con noi e speriamo di poter approfondire nuovamente questo argomento e grazie anche ai tanti che ci hanno seguito da casa con i vostri messaggi. Arrivederci.